Allora, nasce l'idea, stiamo parlando di come trovare soluzione alla cronica mancanza di personale nel settore del commercio, servizi e turismo, e la partnership tra Veneto Lavoro e la Regione che ha questo input, che riceve le domande di lavoro, e il Confcommercio che ha questa necessità. Nasce un progetto importante. Messaggio: ma non ci sono abbastanza lavoratori italiani? Punto di domanda. Non dico che gli stranieri non devono lavorare, anzi, ma un minimo di priorità. Lì Centro per l'Impiego risponda. Non ci sono abbastanza lavoratori italiani? Che cosa vi risulta come Veneto Lavoro? Come uffici, come servizio, diciamo, non c'è questa distinzione. Noi nel momento in cui le persone aderiscono, si iscrivono al Centro per l'Impiego, danno la loro disponibilità lavorativa, quindi le persone siano italiane siano persone straniere regolarmente soggiornanti, quindi parliamo con permessi regolari, vengono messi nella banca dati dell'incontro domanda-offerta. Poi noi proponiamo alle aziende, sulla base delle loro richieste, i profili di questi candidati e invitiamo l'azienda a convocarli per il colloquio, e poi quella è la partita, diciamo così, che si svolge con l'azienda. E allora l'azienda, Confcommercio, ci sono abbastanza per quelle figure richieste, non ci sono abbastanza lavoratori italiani? No, e non è solo una questione di mismatch di competenze, c'è proprio una questione che deve essere ormai assunta anche da un punto di vista delle evidenze statistiche. Il numero di lavoratori italiani non è sufficiente e ripeto, le stime e le proiezioni ci dicono che il saldo sarà sempre negativo, parlando della platea dei lavoratori italiani che usciranno dal mercato del lavoro, e i lavoratori invece giovani che entreranno, e sarà negativo in maniera molto pesante. Basta guardare semplicemente alla proiezione quando noi abbiamo le classi scolastiche delle scuole dell'infanzia, poi quelle delle classi elementari, le medie e infine gli istituti superiori. Noi vediamo e stiamo vedendo che si stanno assottigliando in maniera preoccupante, stanno sparendo intere classi, e quindi necessariamente manca proprio la materia prima, mancano le persone. Quindi questo è già arrivato a destinazione, quindi siamo già in una fase di inizio, è l'inizio tra l'altro di una situazione che diverrà ancora più eclatante per quel che riguarda l'ingresso di lavoratori italiani nel mercato del lavoro. Poi ci sono tante altre questioni che riguardano la volontà dei giovani di rimanere o non rimanere in Italia, di cercarsi altre professionalità, ma c'è comunque una carenza cronica di persone prima che di lavoratori all'interno della nostra società italiana. Ecco, a fronte di questo però, e pensando anche a tutte le figure professionali che vanno via, e anche giovani tra l'altro, molti giovani dicono, e così le famiglie di provenienza, che il lavoro che viene offerto non gratifica, non consente di vivere in buona sostanza, quindi la retribuzione è troppo bassa. All'estero, nonostante tutto possa essere in alcune realtà più caro, comunque la retribuzione è più gratificante, la qualità di vita che si prospetta più allettante. Quindi c'è il passaggio di cui lei aveva accennato all'inizio, anche di attrattività delle imprese stesse. E non è un escamotage puntare agli stranieri finché resistono per non innovarsi ed essere più attrattivi come luogo di lavoro? Quindi dico, tanto tiro su perché ho bisogno, però non faccio un restyling interno per dire guarda che sono attrattivo tanto quanto la pari azienda estera. Allora, sicuramente ci stanno entrambe le situazioni. Per arginare il fenomeno della mancanza di personale, noi abbiamo le aziende che stanno ricorrendo a personale straniero in maniera molto più importante rispetto al passato, e quindi dobbiamo attrezzarci come strutture, e ci stiamo attrezzando per dare queste risposte alle aziende. Non potremo farlo da solo, dovremo farlo con le istituzioni, ma magari ne parleremo dopo. La seconda questione invece, quella dell'attrattività dei contratti, è legata a come stanno cambiando i livelli e le priorità che i lavoratori cercano nel mercato del lavoro, ma anche a come si vive. È evidente che tra il lavoratore di 30 anni fa, 20 anni fa e il giovane che entra nel mercato del lavoro ci siano degli approcci diversi e delle volontà diverse.
quella del tempo, per esempio, rispetto al denaro è una delle priorità che i giovani manifestano rispetto alle classi che le hanno preceduti, e questa deve essere vista anche da un punto di vista, come posso dire, da un'angolazione di conciliazione, ripeto, della vita e del lavoro, perché il tema della denatalità ha una sua coda anche sulla mancanza di spazio del lavoro rispetto alla vita. E quindi queste due cose devono essere conciliate. Ecco che qui entra il ragionamento dei salari ed entra il ragionamento anche della contrattazione, cioè la contrattazione, che finora ha insistito prevalentemente sulla questione salariale, deve agganciare molto anche la questione relativa al tempo di vita, alla conciliazione e soprattutto alle competenze. Quindi i contratti in questo momento, le parti sociali, cioè sindacati, associazioni di categoria, ma anche grandi aziende che sono dei traccianti rispetto a quelle più piccole, stanno lavorando su questi tre aspetti. Il salario sicuramente, per esempio con il tema del welfare. Io ricordo per esempio l'anno scorso un interessante accordo sulle spiagge venete per dare un welfare suppletivo al salario ai lavoratori stagionali, quindi non ai lavoratori fissi, ma ai lavoratori che lavoravano soltanto la stagione. È importante acquisire e mantenere nuove competenze, perché il mercato è in continua evoluzione, quindi la competitività si fa sulle competenze e i giovani cercano la possibilità di mantenere e aumentare le proprie competenze all'interno di un'azienda. E la terza questione è il tempo, e sul tempo vanno fatti alcuni ragionamenti che non sono necessariamente penalizzanti per il lavoratore o per l'azienda, ma devono trovare una loro appunto conciliazione. Cioè ci sono modalità organizzative che danno lo stesso produttività e competitività, ma al tempo stesso liberano anche tempo per altre cose. Una è la, ripeto, formazione, l'altra è la questione relativa alla conciliazione dei tempi di vita e i tempi di lavoro. Assolutamente. Ecco, un altro messaggio: ma i centri per l'impiego non erano stati sostituiti dai famosi navigator che nulla hanno prodotto? Politica fantasiosa italiana. I navigator erano dei colleghi che ci seguivano, ci assistevano per alcune utenze, cioè i beneficiari di reddito di cittadinanza. No, i centri impiego c'erano, ci sono e ci saranno anche spero nei prossimi anni, e sono appunto un luogo di incontro, il luogo pubblico dove vanno a incontrarsi persone e aziende. E quindi resta così. E per gli stranieri, chi sono gli stranieri e parte di questo progetto? Allora, noi seguiamo tutta l'utenza che si rivolge al centro per l'impiego. Ad esempio nel territorio veneziano, Mestre, dove opero io, ci sono delle componenti molto presenti, avendo tutta quanta la struttura della cantieristica che conoscete su Venezia, Mestre. Ad esempio la comunità del Bangladesh è molto, molto forte, molto radicata. Ecco, una cosa... Quindi extra UE. Extra UE, sì. Poi ovviamente ci sono i comunitari, le regole sono diverse, ma come dire, per ciascuno di questi c'è una modalità per accedere ai servizi. Per il comunitario c'è la libera circolazione sostanzialmente nel paese. Per quanto invece riguarda gli extracomunitari, appunto dobbiamo invece vedere che titolo di soggiorno hanno, che tipo di permesso hanno, fino ad arrivare appunto ai richiedenti protezione internazionale, che sono, diciamo, una platea abbastanza consistente e su cui anche in queste settimane stiamo cercando così di avere dei rapporti con le strutture che le ospitano, per cercare di attivare dei percorsi che dicevo prima formativi di inserimento. Per i richiedenti protezione internazionale, nel momento in cui hanno fatto la domanda, appunto la richiesta di permesso, e dopo 60 giorni che sono sul territorio italiano possono accedere ad alcuni servizi. Ovviamente per loro e anche per altri stranieri resta di fondo il tema, la problematica della lingua, quindi l'acquisizione linguistica e in qualche modo culturale che parallelamente va a questa, è un prerequisito perché poi noi possiamo presentare queste persone al mondo del lavoro. Però esatto, questo è un requisito che non è che si impara in 2 minuti, cioè richiede veramente un po' di tempo. Obiettivamente, cioè immagino di essere scaraventati in un paese straniero di matrice culturale completamente diversa da quella di origine, non è così immediato. Certo.
Quindi queste progettualità ha anche una sua articolazione. Un secondo solo che leggo anche il messaggio: semplicemente gli stranieri verranno pagati meno, il sistema è creato dalle imprese, sono anni che è partito, il sistema paga meno lo straniero. Questo che cosa vuol... Chi di voi risponde? Allora, i contratti applicabili sono i contratti nazionali. Le aziende applicano i contratti, almeno le aziende sane applicano i contratti che devono applicare, quindi quelli contrattati con le parti sociali. La Regione Veneto, per esempio, sul tema degli appalti, perché questa situazione che ha sottolineato il signore ci può essere, ha fatto 2 anni fa, mi sembra, fossero, un importante accordo con le parti sociali sul controllo dei lavoratori in appalto, perché venissero rispettati i contratti leader. Quindi questo tipo di lavoro e di supporto dell'istituzione regione e delle parti sociali, quindi organizzazioni sindacali e associazioni di categoria, c'è. Il rischio che ci possano essere fette di lavoratori o sacche in cui ci possa essere un lavoro poco pagato in questa situazione non la dobbiamo nascondere, cioè non dobbiamo pensare che non ci sia o sottovalutarla. Sicuramente quello che ritorna importante è mettere al primo posto i contratti, tenere la legalità sui contratti e sulla contrattazione, e sicuramente anche fare in modo che le parti sociali che scrivono questi contratti siano supportate poi anche dalle istituzioni nel tenerli e nel farli rispettare, perché il tema vero e proprio è quello del mantenere la legalità sul percorso di contrattazione che si è fatto. Certamente non aiuta un pullulare di contratti fantasma su cui appunto si possono innescare situazioni come quelle che ha denunciato il signore col messaggio che ha mandato. Ma i contratti, ripeto, nazionali, per quanto possano essere di difficile soluzione, eccetera, finora hanno mantenuto degli standard salariali importanti per i lavoratori. Però poi abbiamo il discorso dei subappalti, delle cooperative sociali e tante figure professionali che in realtà non vivono sostanzialmente. Ripeto, l'esempio di quell'accordo chiesto dalle parti sociali e correttamente poi proposto dalla Regione, dall'assessore al lavoro, è stato un esempio di come si possa cercare di mantenere il livello e la serietà e la correttezza nella gestione del personale anche quando si lavora con l'appalto. È evidente che su quella situazione rispetto all'applicazione del contratto nazionale è una situazione che può essere più pericolosa. Certo. I centri per l'impiego si occupano della formazione? Non direttamente, cioè noi siamo, diciamo, il veicolo che fa da tramite sulle opportunità. Dicevo prima, la formazione poi viene sviluppata dai cosiddetti soggetti accreditati alla Regione Veneto, che sono le principali agenzie per il lavoro, che hanno delle loro strutture formative, e gli enti di formazione riconosciuti dalla Regione Veneto. Quindi noi, nel momento in cui abbiamo a colloquio la persona, facciamo vedere il panorama di opportunità e con la persona cerchiamo di individuare qual è l'opportunità migliore. Negli ultimi mesi stiamo anche già testando l'abbinamento e l'appuntamento direttamente con l'ente di formazione. I corsi hanno una data di avvio praticamente ormai certa, quindi diciamo c'è un meccanismo abbastanza che si sta, come dire, perfezionando, che però visto il volume di attività, perché sostanzialmente quasi tutte le persone, quindi parliamo del 70-80% delle persone che passano dai centri per l'impiego, passano alle attività di cosiddetta politica attiva. È un qualcosa che in Italia, nel nostro paese, mancava. Ci sono stati tanti casi, esperienze virtuose, ma su piccoli numeri. Adesso invece viene messo come dire, in azione per tutte quante le persone che perdono il lavoro e si rimettono in discussione. Ecco, questo è a livello generale. Nello specifico delle esigenze di Confcommercio, per cui si è creata questa partnership, no? Questo progetto che vi ha visti coinvolti in modo importante, tra l'altro. Come
c'è una formazione specifica proprio in base alle esigenze, perché poi tante volte è stato lamentato di corsi di formazione che preparano tutto ma poi non vanno bene per l'azienda, che richiede ancora ulteriore specificità per rimettere immediatamente al lavoro la persona. Allora, da un lato Confcommercio, soprattutto nel settore del turismo, lavora da anni con i propri centri accreditati sulla prima formazione, quindi quella di ingresso con l'apprendistato, ma lavora da molti anni anche sul secondo passaggio, che è quello della formazione continua, con i fondi di formazione continua. Anche qui vale la pena spiegare, le aziende appunto possono accedere a questa formazione che è finanziata, quindi non è una formazione a loro carico, e ci sono dei cataloghi sia all'interno dei sistemi bilaterali, che sono delle strutture costruite appunto dalle associazioni di categoria e dalle organizzazioni sindacali, per dare delle risposte alle aziende, di cui la formazione è un esempio importante. E ripeto, ci sono percorsi che sono assolutamente gratuiti per le aziende su varie competenze che possono essere appunto utilizzati dalle imprese. L'altro percorso che ha bisogno di una diffusione maggiore dal mio punto di vista è quello del Fondo Nuove Competenze. Cioè sulle due direttrici della digitalizzazione e della sostenibilità ambientale ci sono dei finanziamenti per le aziende che vogliono formare il proprio personale durante l'orario di lavoro, e quindi il personale, cioè l'azienda, oltre che a godere del finanziamento per la formazione, vede anche una riduzione del costo del lavoro, perché pagata appunto dall'INPS, dall'ANPAL, certo, INPS, che è l'istituto appunto che gestisce questo fondo di finanziamento, per la formazione su queste due direttrici, che è innovativa, importante, ripeto, la digitalizzazione e la sostenibilità ambientale nelle aziende. Sono percorsi aiutati dai finanziamenti proprio perché sono le direttrici anche di sviluppo e a cui noi auspichiamo che le aziende partecipino, perché ripeto, sono percorsi assolutamente gratuiti e interessanti. Ecco, quindi poi bisogna anche sensibilizzare, diciamo, le aziende a informarsi su queste opportunità, che possono essere anche molto importanti per la loro crescita. Ci interrompiamo un attimo, abbiamo la pubblicità, voi scriveteci, i nostri esperti risponderanno anche ai vostri messaggi. A tra poco.